Siamo felicissimi di essere gli organizzatori del 40° anno. Cosa prepareremo? Stiamo preparando, e già la neve è arrivata, delle piste fantastiche con dei tracciati che ripeteranno esattamente dove le donne quest'anno arriveranno in discesa libera e in supergigante, quindi l'arrivo di Coppa del Mondo di quest'anno e sicuramente una parte delle piste dei mondiali del 2021. Quest'anno arriviamo a organizzare ben 16 manifestazioni durante tutta la stagione invernale. Il momento più importante sarà sicuramente la manifestazione, la finale del Latte Busche, che verrà fatta il 10 e 11 marzo. Siamo alla 40ª edizione del Grand Prix Latte Busche, per noi è un orgoglio. Speriamo che con questi piccoli modifiche e accorgimenti che il circuito ha subito in relazione proprio al 40°, ci sia ancora più divertimento per questi migliaia di ragazzi che tutti gli inverni ci frequentano. Un segno di attaccamento, io credo si possa dire, anche al nostro territorio, attaccamento che è rimasto costante nel tempo. È stata un'idea evidentemente fortunata che è riuscita a mettere insieme l'attrazione per i piccoli sciatori da un lato, la capacità della nostra azienda di veicolare tramite questa manifestazione sempre più seguita in ambito prima locale, poi regionale, poi anche nazionale, i valori della nostra terra.